Buonasera, iniziamo questo nostro approfondimento sul Covid-19. Abbiamo ascoltato alcuni sindaci, ora è venuta la volta di ascoltare un commercialista, un professionista che ci può dare anche dei consigli, non solo a noi ma ai nostri telespettatori, ecco, per capire quali vantaggi ha messo in campo il governo. Ricordiamo che i decreti, dottore Marchetta, lei sicuramente è più informato di me, sono stati due, quello di marzo e quello di aprile. Due decreti, diciamo, che si sono differenziati in che modo? Ma si sono differenziati perché nel primo, diciamo che sono state le misure che si indirizzavano verso quelli che sono le piccole imprese, quindi gli artigiani, i commercianti, con il famoso bonus di 600 euro che, ahimè, ha creato però tante problematiche ed ancora oggi non vi è traccia dell'incasso reale delle 600 euro. Leggevo appunto che sono state inoltrate soltanto 300.000 domande, sono state esitate, ma ancora l'INPS è in ritardo. Per quanto riguarda, quello era il decreto numero 17, numero 18 del 17 marzo del 2020. Il secondo decreto, che è il 23, invece, chiamato decreto liquidità, si rivolge alle imprese per cercarle di supportare con, diciamo, delle iniezioni di liquidità su quello che saranno i danni da Covid-19, in poche parole. Anche se dobbiamo anche sfatare delle convinzioni, non è che vi sia liquidità per 430 miliardi di euro. Lo Stato ha messo in campo delle garanzie che dovrebbero permettere al sistema bancario di erogare delle somme per 430 miliardi. Però diciamo che la somma, le risorse, dovrebbero metterle le banche. Dovrebbero mettere le banche previa domanda delle imprese. E qui riscontro che già ci sono delle problematiche, perché in questo contesto la domanda che faccio è: il sistema bancario italiano reggerà in questa capacità di immettere liquidità per 430 miliardi nel sistema? Quindi questo è ancora è tutto da vedere. Insieme, poi vedremo nel dettaglio quali saranno per gli imprenditori le varie differenziazioni secondo il fatturato, secondo i dipendenti. Ecco, ci sono state anche delle agevolazioni relativamente ai tributi, no? Relativamente ai Al tributi, pagamento dei tributi. relativamente al pagamento dei tributi si è fatto una prima sospensione generale per i pagamenti del mese di marzo, che sono stati rinviati a maggio. Per quanto riguarda le attività alberghiere, vedono invece sospesi i versamenti di marzo e di aprile, questo sin dal DL 18 del 17 marzo. Per quanto riguarda invece col DL 23, vi è una sospensione dei pagamenti relativi ai mesi di marzo ai mesi di aprile, però ad una condizione. La condizione è che l'imprenditore deve aver avuto una contrazione di fatturato di almeno il 33%. Che significa? Se nel marzo del 2019 l'impresa X aveva fatturato 100, per poter avere sospesi i versamenti del marzo 2020 deve avere un fatturato di 66, quindi deve essere maggiore il decremento del 33%. Qualora ricorrono queste condizioni, i versamenti appunto sono sospesi sino pure al 31 maggio e poi vi sarà la possibilità o di versarli in unica soluzione o in 5 soluzioni. Invece non sono per ciò che riguarda i pagamenti dei contributi, mi Lo riferisco stesso, ai vari io enti, pure, l'INPS, l'INPG. naturalmente si fa riferimento, oltre ai pagamenti fiscali, quindi ritenute IVA, anche a dei contributi previdenziali. Diciamo tutto quello che passa nell'F24 che è di pertinenza dell'erario. E la preoccupazione di molte aziende è che praticamente si possono mettere dei vincoli
diciamo, per l'ottenimento di queste agevolazioni, che ricordiamo, dottore Marchetta, che sono scaglionate in varie fasi. Le modalità di finanziamento sono diverse, no? Secondo il Allora, fatturato dell'azienda. Ecco, un'azienda cosa può chiedere? allora, io vorrei fare un ragionamento un pochettino unitario dell'insieme di agevolazioni finanziarie che si sono potute dare alle imprese. Anzitutto, con l'articolo 56 del decreto legge 18 del 17 marzo si è prevista una sospensione per le imprese delle rate canoni di mutui o prestiti. Quindi si sono sospesi, quindi con comunicazione, facendo comunicazione, si sospendono tutte quelle che sono le rate dei mutui o dei prestiti a decorrere sino al 30 settembre del 2020. Questa è stata la prima linea praticamente di intervento che, devo dire, ha avuto una buona attuazione. Perché qual è lo scopo? Lo scopo è che in un momento in cui il sistema imprenditoriale ha una contrazione di ricavi, io sospendo le rate in maniera che faccio respirare le imprese. È pur vero che mi risulta che diversi istituti bancari non hanno accolto le sospensive, ritenendo deteriorate le posizioni delle imprese. E da qui ne è nata appunto anche una contestazione, soprattutto quando le banche hanno negato la sospensione dicendo che si trattava di una posizione di una inadempienza probabile. Quindi c'è un giudizio di merito anche nelle banche. Dopo questa prima fase che ha sospeso le rate, qual è stata l'intenzione normativa? È quella di immettere, dare liquidità alle imprese. Per dare liquidità alle imprese, però, non la date sotto forma di contributi alle imprese, ma ha messo in essere un sistema di garanzie in cui lo Stato dà delle garanzie agli istituti di credito che poi devono prestare le somme alle imprese, somme utili per ripristinare il capitale circolante che serve per poter far fronte al pagamento degli stipendi, a far fronte al pagamento dei debiti verso fornitori e così via. In questo contesto dobbiamo fare noi due riferimenti. L'articolo 1 del DL liquidità, del DL 23 del 2020, si rivolge al sistema imprenditoriale, diciamo, medio o quello grande, dove interviene praticamente la garanzia del SACE. Invece è qui si hanno come parametri quali sono praticamente i parametri di richiesta. Si prende il maggior valore tra o il 25% del fatturato conseguito nel 2019 o il doppio del costo del lavoro dipendente che si è sostenuto. Naturalmente c'è da dire che l'impresa che fa una richiesta ai sensi dell'articolo 1 del DL 23 del 2020 ha degli obblighi contrattuali ben precisi, che saranno quelli di pagare le retribuzioni secondo una concertazione che vi è con i sindacati e altre che sono insite nella normativa. Oltre al sistema di garanzie previsto appunto dall'articolo 1, vi è l'articolo 13 che invece si rivolge alla, diciamo, maggior parte delle imprese, quindi al piccolo imprenditore, perché prevede che per prestiti sino a 25.000 euro vi è una garanzia automatica senza istruttoria. Per quanto riguarda invece per i prestiti da 25.000 euro sino ad 800.000 euro vi è pure una certa anche flessibilità nella valutazione. Ma il parametro è sempre quello, cioè si fa riferimento al 25% del fatturato o al doppio praticamente del costo del personale conseguito. Ma qui sono sorte già le prime problematiche, perché come dicevo in introduzione non si tratta di somme liquide, ma si tratta di garanzie. Bisogna vedere come il sistema bancario poi accompagnerà l'imprenditore
perché il sistema bancario può anche non finanziare l'imprenditore pur con la garanzia, perché o anche può avere anche un proprio plafond, diciamo, di disposizione, di disponibilità liquide per poter far fronte alle imprese. Tant'è che oggi l'ex ministro Giulio Tremonti ha praticamente effettuato un'intervista in cui mette in dubbio appunto la validità del decreto liquidità. Forse lo Stato, secondo me, aspetta la vicenda delle Eurobond o MES, perché lì il punto essenziale, perché se si emettono chiaramente degli Eurobond vi è una nuova liquidità aggiuntiva che andrebbe allo Stato. Se invece si intende appunto far fronte all'emergenza Covid-19 col MES, e allora lì la situazione, a mio modesto parere, diventa più difficoltosa. Ascolta, è notizia di qualche ora fa che l'Europa ha detto sì a queste misure, siccome molti aspettavano Ma questa sempre per le garanzie, per quindi le garanzie. parliamo sempre di una spesa di 40 miliardi di euro, cioè parliamo che servirebbe alle banche per erogare prestiti per 400 miliardi. Ecco, quindi un'azienda cos'è che deve fare nell'immediato, dottore Marchetta? Allora, nell'immediato cosa fare? Io, diciamo, alle persone che assisto ho consigliato di trasmettere una PEC con un modulo per il momento informale in cui la società, l'impresa manifesta la propria volontà di aderire alle misure del DL liquidità. Ma Chiaramente, uno può farla anche ad altre banche cui non è cliente o deve farla per forza anche alle la banche? può fare a quelle che saranno qualunque banca, però è chiaro che se una banca non ti conosce, quindi non hai neanche il conto corrente, mi sembra difficile che appunto possa poi istruire la pratica. Quindi è conveniente indirizzare le domande a banche con cui si hanno dei rapporti di conto corrente. E lei parlava poco fa della SACE. Cos'è la SACE? La SACE è praticamente una garanzia, cioè una parte, l'articolo 1, le garanzie sono praticamente gestite dalla SACE. La SACE è una partecipata della Cassa Depositi e Prestiti e quindi è l'istituto che poi nella sua, diciamo, veste istituzionale è quell'istituto che accompagna le imprese all'esportazione, è quella società che, diciamo, gestirà le garanzie relative all'articolo 1, quelle che sono indirizzate, diciamo, alle strutture imprenditoriali più grosse. In questo caso però la garanzia non è del 100%, la garanzia è varia secondo le tipologie di impresa dal 90 al 70%, per cui per completare la pratica occorre l'ausilio di Cofidi che diciamo si adoperino per delle co-garanzie per permettere di garantire l'intero prestito. Io ho sentito parlare anche di Golden Power. Ecco, cos'è questa Golden Power? Golden Power, qua andiamo troppo sulla E finanza, vabbè, giusto per diciamo che dare anche delle informazioni. Lei è una persona... sono dei meccanismi di tutela per evitare le scalate alle nostre imprese, perché chiaramente voi capirete che in questo momento i titoli azionari delle imprese sono vertiginosamente calate, quindi potrebbero esserci qualcuno che si adopera a delle scalate in maniera, diciamo, molto molto conveniente. Devo dire che questo sembrava però un problema inizialmente italiano, ma ora mi sembra che quasi tutti siamo nella stessa barca, quindi quello che era un problema italiano era un problema anche tedesco, è un problema francese, spagnolo, statunitense. Speriamo soltanto di uscirne al più presto da questo maledetto virus, da questa maledetta pandemia. Parliamo allora, dei prestiti questi, diciamo, forse cui le aziende nostre ad Agrigento potranno accedere più facilmente, che diciamo è il prestito questo del taglio dei 25.000 euro, no?
forse... Questo è il taglio. Noi abbiamo due linee di intervento. Già col DL 18 vi era un piccolo prestito di 3.000 euro forfettario senza nessuna istruttoria per piccole imprese o professionisti. Poi, oltre a questo, chiaramente un'azienda che ha un volume di affari di 100.000 euro può chiedere un prestito di 25.000 euro. In questo caso la garanzia è al 100% e la concessione dovrebbe essere automatica. Quindi io credo che queste siano le pratiche che saranno più facilmente istruite da parte del mondo bancario, sia perché viene frazionato il rischio di insolvenza, tra virgolette, degli imprenditori. Quindi più persone, più imprese io finanzio, chiaramente più come banca attenuo il rischio. E chiaramente sono quelle poi più fattibili, perché ricordiamo che non si tratta di contributi, queste somme poi bisogna pure rimborsarle, bisogna restituirle, quindi anche l'imprenditore deve farsi un calcolo, quindi deve fare un business plan per vedere anzitutto che danno sto avendo io dalla pandemia, che calo di fatturato prevedo di qua sino alla ripresa, quanto è la perdita che ho in questo periodo, fare naturalmente una propria valutazione del fabbisogno e chiedere quindi delle somme che siano delle somme mirate, non delle somme esagerate, perché comunque poi vanno restituite in 72 mesi, di cui il primo anno c'è il preammortamento. Quindi se noi chiediamo, diciamo, il contributo ora e la banca ce lo dà magari fra un mese, dovremmo iniziare a pagare fra un anno. Fra un anno, sì. Fra un anno, ho capito. I tassi di interesse dovrebbero essere molto molto bassi, visto che c'è appunto la garanzia. Però diciamo ancora aspettiamo pure le varie circolari dell'ABI, come si è fatto per la sospensione delle rate di mutuo, articolo 56. Oggi l'Europa ha dato il via libera, e quindi io credo che le banche, il sistema bancario comincerà a porre con delle circolari anche interne dell'ABI quelle che saranno le linee comuni guida con cui i istituti di credito dovranno agire. Senti, leggevo che ora col nuovo governo, col nuovo decreto, diciamo, almeno si vuole aumentare il bonus della cassa integrazione per i disoccupati, portarlo da 600 a 800 euro, almeno queste sono le prime Allora, indiscrezioni. questa è stata una misura giusta che è del precedente decreto, quindi già col decreto legge numero 18 abbiamo avuto questa misura, ed effettivamente è stata un'ottima misura, devo dire, perché permette in questo momento di stasi delle imprese di respirare, quindi con la cassa integrazione, quindi rimane a carico dell'impresa circa il 20% del costo del personale all'incirca, per cui è stata una buona misura. Chiaramente più spostiamo la linea di ripresa, più bisognerà allungare, secondo me, questa misura, perché già noi si parla appunto non prima dell'11 maggio di nuovo la ripresa, seppur parziale, ad esempio degli studi professionali, degli uffici pubblici. Ci dovrebbe essere, dopo l'11 maggio dovrebbe esserci una certa ripresa, quindi però ancora non sappiamo bene cosa il futuro, cosa ci riserva il futuro, per cui comunque è chiaro che questa è una misura secondo me idonea. Anche qui ci sono stati appunto dei ritardi poi nella presentazione delle domande, perché poi bisogna che la normativa venga recepita anche da ogni regione secondo quello che è il proprio ordinamento, però indubbiamente questa l'ho vista come una misura idonea per le piccole imprese, di grande aiuto. Ho letto che, ho letto che l'INPS su circa 400.000 soggetti autonomi ha richiesto un ulteriore, insomma, una nuova domanda, perché a quanto pare c'erano delle discordanze. Insomma, su questo purtroppo
stiamo soffrendo, nel senso, diciamo, quelle persone che hanno diritto a questo compenso, insomma. Purtroppo noi abbiamo un sistema molto, secondo me, burocratizzato. Quindi in Germania le procedure sono state molto più snelle e per importi di gran lunga maggiori rispetto praticamente all'Italia. Questo sì, lo strumento è buono, però indubbiamente nell'organizzazione non è stata appunto ineccepibile. Se pensiamo a quello che è successo per il contributo ai commercianti e agli artigiani di 600 euro e quindi tutta la confusione che è successa quel giorno, addirittura si è bloccato anche il Sì. portale, è chiaro che però io sono una persona che tende a non criticare nei momenti di difficoltà, perché nei momenti di difficoltà è facile criticare, però giustamente dobbiamo anche essere comprensivi, superare questo momento di difficoltà e poi effettivamente se ci sono state responsabilità e critiche farle, ma creare appunto un subbuglio in questo momento secondo me è poco opportuno. Però indubbiamente vedo nell'INPS un istituto troppo burocratizzato, centralizzato, secondo me. Al contrario dell'Agenzia delle Entrate, che vero, non ha dovuto, però subito ha risposto con la sospensione, con le circolari, diciamo, è stato immediatamente, ha dato appunto contezza della normativa, di come bisogna agire, è uscita già la circolare questa perché cosa si intende decremento? Si pensava che fossero ricavi, quindi ricavi conseguiti, invece hanno pensato che si tratta di fatturato, diciamo, l'Agenzia delle Entrate ha sempre accompagnato sia il decreto legge Cura Italia che il decreto liquidità con circolari che sono state subito esplicative delle problematiche. Senti, da parte dell'INPS c'è stata anche una sospensione delle rate relativamente a delle rateizzazioni in corso per l'acquisizione del DURC. Ecco, molte aziende Esatto, in questo questo sì, momento. questo sì, perché chiaramente sono stati fatti ancora salvi gli effetti dei DURC passati, perché era chiaro che probabilmente in questo momento di crisi qualche cosa si è saltato. Pensiamo al mondo produttivo lombardo, dove già da febbraio che si sente la crisi e chiaramente è stata questa un'ottima soluzione, così come è stata un'ottima soluzione quello di sospendere la riscossione coattiva di Riscossione Sicilia o di Equitalia sino al 31 maggio, perché effettivamente era assurdo ed iniquo in questo momento diciamo, intimare pagamenti a delle imprese che non hanno liquidità. Quindi è stato sospeso tutto fino al 31 maggio e credo che questa sospensione sino al 31 maggio sia insufficiente, perché io non penso che da giugno le imprese avranno problemi più acuti rispetto a quello che vi era stato a marzo. Invece non sono state sospese le rateizzazioni delle agenzie delle entrate. Questa è stata secondo me una vacatio legis, cioè infatti c'è stata anche una protesta formale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti perché non si comprende perché non sono state sospese, però effettivamente le rateizzazioni di avvisi bonari non sono sospesi, quindi si è dovuto fronteggiare e poi sapete che saltando una rata si rischia la decadenza, per cui poi le conseguenze sono nefaste, perché praticamente si ritorna al debito iniziale senza la riduzione delle sanzioni e vengono scomputati appunto gli importi versati dalla cartella piena, per cui questa veramente secondo me si sarebbe dovuto sospendere anche questi pagamenti. Non Ecco, c'è come non mai c'è la lo, motivazione giuridica, non c'è la motivazione giuridica che sostanzialmente acclara questa posizione. Come mai voi come ordine dei commercialisti, mi riferisco anche a livello nazionale,
non avete evidenziato questa vocazio No, legis? è stato evidenziato anche con delle lettere formali sia del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti che dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti, e non è stata recepita nella norma. Secondo me si creerà un contenzioso comunque. È probabile perché c'è la disparità di trattamento. Addirittura si sospende la cartella che è un credito più deteriorato rispetto ad una rateazione di un avviso. Dottore Marchetta, ecco, la legge ha demandato anche alle regioni una possibilità di sostegno economico. Abbiamo letto che la regione siciliana proprio ieri ha emanato delle norme per artigiani, cooperative, con dei prestiti. Insomma, Praticamente, se lei ci spiega un po', so che ora, ci sono vari aiuti, almeno ci questo sono vari. è in corso Noi parliamo di una bozza della legge di stabilità che è stata approvata dalla Giunta, ma che ancora deve fare i suoi passaggi, diciamo, parlamentari e definitivi. Sì, c'è praticamente tutta una serie di sussidi, nei limiti praticamente delle disponibilità, e la Regione vorrebbe attingere dei fondi europei per dare copertura a questi sussidi. Quello che è già operante è sicuramente il fondo per la liquidità, che sarà gestito dall'INPS, e è stato appunto approvato dall'assessore all'economia, quindi anche dalla Giunta, in cui vi è appunto sempre 100 milioni di liquidità, 100 milioni per favorire i prestiti sempre alle imprese, e questo fondo sarà gestito praticamente dall'IFIS, però che si servirà di istituti di credito convenzionati. Quindi anche lì vi è una particolare richiesta che si deve fare, dicendo che si vuole, posso prendere appunto i riferimenti, si deve fare riferimento all'articolo della richiesta, all'accordo per il credito 2019 ed addendum del 6/3/2020, decreto assessoriale 9/2020 Regione Sicilia. Per cui io cosa consiglio alle imprese? Nel fare una domanda anche preventiva per il momento di interlocuzione con gli istituti di credito, facciamo una domanda generica, allargata sia alle leggi nazionali che anche alle disposizioni regionali. Poi naturalmente inizierà tutta un'interlocuzione tra sistema banche ed imprese per vedere, valutare quella che sarà la misura più idonea per l'impresa richiedente. Allora, io ho letto che almeno in questa bozza che è stata fatta nella giornata di ieri, dovrebbero esserci 1,5 miliardi per le aziende, diciamo, in difficoltà, prestiti aziendali in difficoltà per fino a 15.000 euro, con le aziende residenti in Sicilia che abbiano avuto un utile di non superiore a 30.000 euro e meno di 5 dipendenti. Questa è una norma almeno prevista. E poi per gli artigiani con un fondo di 100 milioni, insomma, agevolazioni su questo tipo. Addirittura leggevo che ci sono anche dei fondi destinati anche al settore dell'editoria, che finora è Sì, stato è totalmente vero. abbandonato. Sono Ecco, se lei ci può dire qualcosa, no, confermo, qualche informazione in più. no, io l'informazione in più non ho, tranne questa appunto proposta che lei sta leggendo. Io però devo dire una cosa: secondo me bisogna anche fare in modo che le imprese oggi che sono in difficoltà, ma non che sono in difficoltà per la pandemia. Noi abbiamo avuto un anno 2019 molto difficile per tutto il sistema imprenditoriale siciliano, dove le difficoltà si sono acuite. Quindi bisognerebbe anche prevedere che delle imprese che oggi non sono in bonus,
quindi vengono sostanzialmente ripescate, gli si deve dare l'ancora per ripartire. Certo. Perché, e questa è la cosa più importante, che al di là delle dichiarazioni di intenti, di dire aiutiamo le piccole imprese, noi abbiamo in Sicilia una serie di imprese, penso anche a molte imprese del settore agricolo, penso alle imprese dell'editoria che sono state molto penalizzate. Se fare in modo che gli si dia la possibilità di fruire delle provvidenze che lo Stato e la Regione per ora dà. Se un istituto di credito si comincia a trincerare nella locuzione posizioni deteriorate e quindi considera il dottor Piero Marchetta avente una posizione deteriorata perché risulta qualche anno addietro aveva sconfinato nel conto corrente, per esempio, così non va bene. Così non va bene perché appunto queste situazioni di maggiore difficoltà diventeranno, si moltiplicheranno per 1000, perché la ripresa sarà lenta, non sappiamo quando ci sarà. Le imprese dovranno sostenere anche degli investimenti nuovi per essere a norma con la pandemia, con l'emergenza Covid-19. Pensiamo al ristorante, pensiamo allo stabilimento balneare. Se riapre è impensabile che riaprirà come era prima, quindi riaprirà con condizioni lavorative e gestionali diverse e porterà anche investimenti nuovi, pianificatori, quindi attrezzature appunto a tutela del lavoratore o anche dell'utente, per cui se in questo contesto già un'impresa parte danneggiata perché la sua posizione viene considerata deteriorata, chiaramente è la fine, è la diciamo, fine. è la fine, al di là di quelle che possono essere delle giuste dichiarazioni di intento date dalle leggi. Dottore Marchetta, ecco, ci abbiamo alla conclusione. Il settore più, secondo me, in crisi, almeno da quello che leggevo, è quello turistico. Leggevo un commento oggi fatto da un noto albergatore agrigentino che diceva: le nostre prenotazioni sono da un anno all'altro. Il 2020, le prenotazioni del 2020 sono andate a farsi benedire, insomma, sono state tutte disdette, per cui il nostro auspicio è ora per il 2021, per cui da qui siamo ad aprile fino a dicembre, insomma, avremo un calo nettissimo di presenze. Il calo di presenze è dovuto anche al fatto che le altre nazioni stanno vivendo questa emergenza come noi, e mi riferisco alla Spagna, mi riferisco alla Germania, e quindi è più difficoltoso che i flussi turistici entro il 2020 si possano, diciamo, rimettere nel mercato, per cui chiaramente c'è chi chiede la crisi del settore, insomma. Indubbiamente, soprattutto la Sicilia è molto penalizzata perché la Sicilia faceva e farà leva molto sul turismo e su quelli che sono i servizi connessi al turismo, tutto quello che era appunto attorno al turismo. Effettivamente è vero, ormai è partita, la stagione è andata via, soprattutto pensiamo ad una realtà come Agrigento, in cui i flussi turistici erano dal 15 marzo al 15 ottobre, quindi c'era una buona capacità di occupazione delle camere. Noi comprendiamo che anche se dovessimo partire a maggio-giugno, ormai non c'è più il tempo di una ripresa. Certo. C'è una norma che mi piace della regione. La regione mi sembra che offre 2 notti su un pacchetto di 7. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, un piccolo aiuto. Ma poi io pongo il problema: chi sono questi fruitori finali? Ci sarà libertà di movimento pieno tra la Germania, tra la Francia, tra gli Stati Uniti, tra il Giappone e l'Italia? Perché secondo me o si trova questo benedetto vaccino oppure dovremo sempre vivere con
delle norme comportamentali che probabilmente non facilita questa, diciamo, questo passaggio, questo cambio di Comunicazione, certo, comunicazione certo. tra paesi. Quindi comunque il mercato interno, si spera in un mercato interno, ma è sempre, diciamo, qualche cosa. La stagione 2020 per il turismo è saltata e chiaramente non possono essere i prestiti a risarcire gli alberghi, a mio modesto parere, perché dicevo, i prestiti poi bisogna restituirli e la ripresa sarà tale che permetterà agli alberghi dei cash flow che consentono il rimborso delle rate, eppure c'è da porsi questo problema, per cui effettivamente non è una situazione bella. Dobbiamo soltanto sperare che, diciamo, dobbiamo soltanto sperare che nel fatto che, come in ogni crisi, poi vi è, diciamo, una ripresa, e quindi di solito, diciamo, nei cicli economici è stato così. Dopo le grosse crisi vi è stato sempre un piano Marshall di grande intervento che rimetta in moto l'economia e poi i boom economici. Quindi soltanto in questo dobbiamo sperare. Ecco, io sentivo oggi, per esempio, un imprenditore di Taormina che chiedeva il prestito, sì, ma il prestito va restituito. Avremmo sperato in qualcosa anche a livello di fondo perduto, insomma. È il ragionamento che faccio io, indubbiamente, e probabilmente si arriverà a questo. Ma ritorniamo lì. Come si ci arriva? Si ci arriva non con il MES, con il meccanismo europeo di stabilità, ma si ci arriva con una emissione straordinaria, secondo me, di bond in euro che vanno, che è stata molto indicativa anche quella che la proposta di Draghi. Io devo dire che ho apprezzato molto la proposta di Draghi. Draghi è stato coraggioso perché ha sostanzialmente, con molta anche lealtà, perché Draghi sappiamo che è una persona Certo, del sistema, diciamo, europea, però ha detto che, ecco, con questa crisi saltano praticamente ogni meccanismo, quindi proponeva un indebitamento dell'Europa, ma non coperto da tasse o non coperto dal risparmio, proprio un indebitamento a carico dello Stato. Un po', ecco, devo dire che forse dobbiamo rivalutare il pensiero keynesiano, appunto il pensiero sì, sì, keynesiano sì, che sì. appunto sosteneva che giustamente la produzione è data, la ricchezza di una nazione è data dalla somma tra i consumi, tra gli investimenti privati e la spesa pubblica. Attualmente, in un momento in cui l'investimento privato è saltato, i consumi sono saltati, addirittura assistiamo ai bonus alimentari, una giusta misura, è chiaro che deve essere lo Stato o l'Europa a far fronte con un'iniezione di liquidità che sia frutto però di un proprio indebitamento. Poi si vedrà, secondo me è questa, infatti Draghi ha fatto una proposta che è una proposta giusta e credo che alla fine probabilmente si arriverà a questo, perché saranno i fatti a travolgere chi ancora è in una posizione, diciamo, di difesa oppure in una posizione di difesa delle proprie posizioni o delle proprie rendite, delle proprie rendite. Perché lo sai per quale motivo c'è l'ostracismo della Germania o l'ostracismo dell'Olanda che vuole il MES? È spesso Perché? detta, lo spiego subito, perché se rivediamo lo schema greco, noi abbiamo che in Germania il costo del denaro era pari allo 0%. Il costo della Grecia del denaro era del 15%, hanno fatto in modo che alla fine le banche, quindi con i prestiti europei alla Grecia,
La Grecia poi praticamente ha dovuto restituire le somme e le banche hanno lucrato praticamente su queste che erano le differenze in tassi di interesse. E la conclusione è che le somme che la Grecia, potrebbe essere poi in futuro l'Italia, o diciamo questi sistemi in cui il tasso di interesse era più alto del costo del denaro rispetto alle altre nazioni, la Grecia ha dovuto quindi restituire delle somme che non sono servite per sostanzialmente immettere nuovi investimenti, per dare soldi alle famiglie, ma sono servite per coprire gli utili delle banche delle economie più forti. Per questo il MES è qualcosa che secondo me deve essere sicuramente rivisto. Era stato concepito nel 2010 con una sua visione che comunque ora è saltata. La storia l'ha fatta saltare. Dottore Marchetta, noi la ringraziamo, avremmo voluto farle tante domande, ci riaggiorniamo a un altro appuntamento. Ecco, così, a conclusione, che consiglio dare alle imprese in questo momento? Innanzitutto bisogna utilizzare questo momento di fermo per cercare di riprogrammare il tutto in maniera proprio scientifica. Quindi non deve esserci, non bisogna tirarsi giù di morale, bisogna con realismo comprendere quello che è il fabbisogno, bisogna pure vedere come poter utilizzare questa pandemia, nel senso che opportunità può dare anche questa pandemia, quindi anche convertendo i processi produttivi, convertendo le attività imprenditoriali. E quindi però più di questo non può fare, cioè questo è praticamente un momento opportuno per porre in essere una programmazione di base che spesso le imprese non vanno, prese diciamo, dalla propria attività lavorativa, dal quotidiano che praticamente incalza, e praticamente spesso non vanno. Quindi con molto realismo vedere appunto quello che è il fabbisogno, utilizzare gli strumenti e cercare di ripartire. Più di questo non si può fare. La preoccupazione, chiudo definitivamente, la preoccupazione che si legge per ora nei social, insomma, i commenti, è che molta gente è un po' rassegnata a non voler riaprire le saracinesche, purtroppo. Io lo comprendo, però è sbagliato. Purtroppo non possiamo capovolgere questa brutta realtà. Ci sarà un nuovo modo di imprenditoria. Chiaramente il ristoratore, ho parlato con qualche mio cliente, non si deve lavorare a turni, non è più concepibile la pizzeria come era, diciamo, congegnata prima della pandemia, dove eravamo, diciamo, 150 persone, diciamo, tutte alle 9:30, dalle 9:30 alle 11, per cui si deve lavorare a turni e quindi c'è un'organizzazione, come dicevo, del lavoro e dei processi produttivi diversi, così anche negli alberghi, laddove c'è, così anche nei cinema. Io non voglio neppure pensare i cinema, era un sistema che già era in crisi, dove lo Stato è dovuto intervenire appunto fortemente per riequilibrarlo. Chiaramente se si dovesse continuare questa situazione e queste norme di distanziamento, comprendiamo che non le difficoltà, quindi non so, aumentare il numero delle rotazioni, ormai quasi quasi si andava a poca rotazione per tanti film, non so, invece io e te abbiamo l'età che ci ricordiamo quando vi era soltanto una rotazione dalle 16:30 alle 22:30. Ecco, probabilmente cambierà il meccanismo. Ora, se questi potranno sopravvivere queste attività, non lo so, però va rivisto il proprio criterio gestionale, cercando di adeguarsi a questa maledetta pandemia che ci ha travolto.
speriamo che insieme all'emergenza sanitaria non si muore di emergenza economica. Ecco, questo è l'auspicio che da parte nostra facciamo a tutti. Ma vedi, a me non spaventa il fatto che siamo stati un mese, 2 mesi fermi. Spaventa il fatto del futuro, quando sarà questo futuro così. Perché è questo il punto. Anche il commercialista sta risentendo in maniera proprio forte della crisi delle imprese, chiaramente. Quindi speriamo che questo tempo si accorci il più possibile. Grazie dottore Marchetta, buon lavoro, speriamo Grazie. bene. Buona giornata e buon lavoro.